volevo rispondere a tutti quelli che stanno scrivendo Allegri, io e noi speriamo veramente di no, e ve lo dico da adesso, se dovesse mai succedere questa follia, se De Laurentiis dovesse impazzire, avere un ictus e prendere Allegri come allenatore, potrebbe essere l'anno buono che non guarda il partito Ronaldo, perché cioè, veramente come fa a giocare lui le squadre è uno strazio, cioè, giocare male un conto, non giocare a pallone è un altro, cioè veramente diventerebbe massacrante. Ovviamente dico questo e le guarderò lo stesso, però veramente preghiamo qualsiasi entità esista o non esista che non succeda questa stronzata clamorosa, scusami Andrice, perché poi veramente parliamo di un allenatore che non vince un emerito cazzo tipo da 7 anni, a parte una Coppa Italia con la Juventus forse, diciamo, per scambio, che fa giocare le sue squadre una schifezza da oltre 7 anni e che non è capace sostanzialmente di valorizzare nemmeno i giocatori che ha. Ma perché? Io non capisco perché De Laurentiis dovrebbe volere Allegri, porca trota.